volentieri, perché ritengo che una popolazione, un partito o i partiti di un comprensorio che ricordano un personaggio importante, come abbiamo visto, come molti di noi conoscevano, è un fatto di grande civiltà. Un atto di civiltà che viene onorato, un personaggio importante come dicevo, ma anche la stessa popolazione viene annoverata fra quelle che non dimenticano i suoi uomini migliori. Quindi credo che stasera sia un giorno importante. È stato importante anche l'anniversario, certo il ricordo dei familiari, che saluto, la signora, i figlioli, la sorella, però questo pubblico ricordo credo che abbia un significato profondo, perché se non c'è questo, credetemi, è finito il mondo, spesso oso dire io, perché la riconoscenza è negli uomini, nelle persone umane. La riconoscenza è un fatto doveroso, soprattutto chi ha lasciato un segno profondo, che poi è scomparso giovane, che poteva dare di più. Ha detto bene il giovane sindaco che il tandem aveva sancito un progetto politico che poteva guardare lontano. Questo aspetto l'ho colto, che un giovane e uno meno giovane, ecco, realizzano un progetto per lo sviluppo del nostro territorio, quando, diciamolo con grande franchezza, lo Stato ha grande difficoltà ad intervenire, il governo cerca di, non questo, anche questo, ma anche gli altri governi hanno cercato di spillare risorse agli enti locali. Gli enti locali sono diventati sempre più poveri, fanno fatica a governare l'essenziale, i servizi, quelli che sono tenuti inevitabilmente ad erogare. Io vengono da me tantissimi sindaci sperando in un aiuto diretto da parte dell'Europa, ma non è così. L'Europa, la Commissione europea, il Parlamento non intervengono direttamente a favore di comuni o anche di comunità più allargate. Ci sono progetti che si realizzano però con la partecipazione di diversi Stati membri, soprattutto gli Stati membri emergenti, quelli che entrano per ultimi nella Unione Europea, ma obiettivamente non ci sono risorse specifiche. Le risorse, voi lo sapete, lo dico al sindaco, ai sindaci, ci sono sindaci importanti, importanti per l'entità della popolazione, non già per le persone, che guardano con grande attenzione a quello che si muove in Europa. Bene, però chi deve fare un imprenta, lo dico al mio amico carissimo Pierino Amato, al mio amico Antonio Scalzo in particolare, che sono consiglieri regionali autorevoli, le regioni devono fare di più, le regioni devono sbrigarsi, mentre qui si conseguono ritardi e i sindaci come Filomeno facevano grande fatica a dare risposte, oggi il nuovo sindaco a dare risposte, certo non è semplice. Ecco, spesso le regioni, la nostra in particolare, ma tante altre regioni, anche quelle del nord, ritardano nell'utilizzare le risorse comunitarie, che sono le uniche, non ce ne sono altre, non ci sono altre risorse. Allora, ecco,
opposizione che pure fanno un grande lavoro con una regione sorda, diciamolo con grande franchezza, né noi, io, l'onorevole Lo Moro, possiamo fare che possiamo spingere, possiamo dire la nostra, ma le decisioni competono a chi ha vinto l'elezione, a chi è tenuto a governare. Quindi qui il riconoscimento a Filomena, a questo grande sindaco di questo bellissimo, importante centro, ecco, questo riconoscimento è doveroso, è un riconoscimento che credo tutti, nessuno escluso, quelli che siamo qui e quelli che qui magari non sono per diversi motivi, è un riconoscimento, lo dico alla signora, un riconoscimento di cuore ad un personaggio che merita